In base alle notizie che circolano a Treviso, pare che a un certo momento quest'anno sia sospesa l'edizione del 2024 dello Schieson Trevisan dopo 305 anni che viene sistematicamente fuori di anno in anno. Dopo più di 3 secoli finisce la storia di uno degli almanacchi lunari più antichi d'Italia, e non perché il Beppo Gobo da casier di turno non voglia più scriverlo. È fonte sicura, sì. Io non è che mi invento le cose. Ma è vero che è proprio Beppo Gobo che le ha parlato? Sì. Pare che da casier sia arrivata questa voce. Il problema sono i finanziamenti. Non ci sarebbero più sponsor disposti a coprire le spese di stampa, perché il rito del pronostico è gratis, visto che da sempre è un orgoglio per chi è stato scelto nel portare avanti questa plurisecolare tradizione. Ma allora lanciare una sottoscrizione per riuscire a stampare sto schieson? Non lo so, io non mi occupo di queste cose. Non so chi sia il proprietario, anche se è certo che lo Schieson passava come una dinastia da Beppo Gobo a Bepin Gobo a Beppetto a quel che te vuoi. Perché da Serena a Argenti a Tomaselli detto Caffè Nero a Beppo Maffioli siamo arrivati a Lele Bellò che in questi ultimi 40 anni si è occupato di fare Schieson Trevisan. Non so quello che stanno, se Beppo, se questo, se quell'altro, ma un Beppo se lo trova volendo. C'è la volontà che manca. Ma non è l'unica brutta notizia sul fronte delle tradizioni popolari. Anche Giorgio Libralato ha deciso di mollare. Certe decisioni che si stanno prendendo, come per esempio fermare per un anno il centro della civiltà contadina di Santa Cristina al Tiveron, per conto mio è un errore fondamentale. Per il professor Fassetta sono tutti segnali di una civiltà che rischia di scomparire e con essa anche i valori da trasmettere alle nuove generazioni. No, la storia deve continuare a essere trasmessa, perché è attraverso la conoscenza di quello che è accaduto prima che andiamo avanti. Se non abbiamo una base di partenza non siamo in grado neanche di muoverci.